Buongiorno, siamo presenti oggi con Roberto Donzello, lo chef che ha preparato questi spettacolari bicchierini. Roberto. Buongiorno a tutti. Stamani, in occasione dell'Expo Sposi, presso il Grande Hotel Minareto qui a Siracusa, proposto più che altro dei bicchieri da degustazione per, come dire, Per questo evento che è stato in organizzato. occasione dell'evento e anche per deliziare un po' il palato, un po' di quanti partecipassero a questa manifestazione. Sono una serie di proposte, chiaramente si affaccia verso più che altro la primavera, no? Primavera estate, quindi una sorta di, come dire, di proposte che possono chiaramente arricchire quello che è il classico da questo punto di vista. Sono semplicemente dei bicchieri preparati come dire, utilizzando chiaramente il vetro, quindi bicchiere proprio non plastica ma vetro. Eh, Propongo un tiramisù in bicchiere, quindi mascarpone, crema al mascarpone con del pan di Spagna bagnato al caffè, una mousse al cioccolato, una sorta di, chiamiamola sette veli ma un po' scomposta in bicchiere, una mousse al pistacchio e la classica il cannolo riproposto nel bicchiere in maniera scomposta. Ho capito. Questo per quanto riguarda il dolce. Per quanto riguarda il salato, cosa hai preparato? Del salato sono una serie di nuove proposte proprio appositamente per la stagione estiva, più che altro primavera-estate, no? In bicchiere sempre viene proposto in forma estiva l'arancia, il finocchio dei gamberetti, il tutto ovviamente aromatizzato con una citronette al limone, una panna cotta allo yogurt con menta, limone e una tartara di salmone, una crema cotta alla ricotta, una mini quiche di pasta frolla salata con del prosciutto di Praga e un composto proprio per creare questo effetto, un arancinetto di patate e cozze, una mousse al tonno con frollino salato e una gelea di pomodoro, del polipo scottato rotolato in una panura al basilico, un sushi finto fatto con salmone affumicato, pesce spada affumicato e pane al latte, una barchetta con crema di porri e pancetta e per finire un arancinetto di riso con curry e mele. Perfetto. Sono tutti i bicchierini che hai descritto che sono qua presenti sul piatto? Sì, sì, sono tutti quanti. All'impuori dei classici che rimangono il classico rotolino in bresaola con la crema di ricotta e una barchetta di sedano con la crema al gorgonzola. Sono in miniatura. Queste sono quindi, proposte per l'estate che si avvicina per la realizzazione o come dire, di un aperitivo o di un happy hour accompagnato con Secco, magari. secco magari, ben ghiacciato. Per freddo, vi dicendo. L'importante vuol dire che Può abbinare anche a un Aperol Spritz che è il cocktail aperitivo che sta andando di moda ultimamente. sicuramente sì. Va benissimo. Ok, ringraziamo Roberto per le delucidazioni date e ci diamo appuntamento alla prossima